Dal 4, quindi da lunedì, si ritorna a una normalità per quanto riguarda, gestita in maniera diversa, come diceva il Presidente, per quanto riguarda le attività ospedaliere, sia di ricovero ma anche quelle ambulatoriali. Pur mantenendo attiva l'organizzazione anti-Covid, gli ospedali veneti si stanno riorganizzando per la riapertura e lo fanno sulla base di un articolato documento di 18 pagine, un vero e proprio vademecum con linee e guida, condiviso e approvato dall'unità di crisi del Veneto e già inviato ai direttori generali. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti che oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre, i dispositivi, quindi le persone che entrano devono avere dei dispositivi, viene misurata la febbre e poi hanno i dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate alla Protezione Civile, quelle Montrasio. Gli spazi interni saranno tutti rivisti per impedire concentrazione di persone e le visite solo su prenotazione ogni 15 minuti. I ricoveri invece? Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza e urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. Noi abbiamo previsto che dovremo fare circa 1600 tamponi al giorno rispetto alle persone che ricoveriamo in tutti gli ospedali giornalmente, quindi 1600-1700. Quindi verrà effettuato il tampone nasofaringeo e mentre che la persona aspetta l'esito del tampone non sarà mandata in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati. Saranno poi incentivate le prestazioni da remoto. Incentiviamo il più possibile le visite da remoto e quindi le visite a distanza. Telemedicina, visita remoto, chiamiamole come vogliamo, quindi attraverso il telefono, la videochiamata o la videoconferenza. Stiamo vedendo che questa è una prestazione ed è una situazione che sta funzionando, anche apprezzata, ci dicono. Queste sono le linee di indirizzo che voi troverete in questo documento. Chiaramente accompagnato a tutto questo c'è una formazione continua di tutto il personale sanitario. Lanzarin ha infine ribadito che progressivamente ritorneranno alla loro normale attività anche i Covid Hospital attivati sul territorio.